Ringraziamo il signor Gasser, invito a salire sul palco l'avvocato Trunfio e il dottor Frigerio. Io però ne approfitto dell'occasione delle parole che ha detto il signor Gasser per rilevare due aspetti di ciò che ha detto. Primo, il controllo dei beni al momento della stipula. Questo è un servizio che noi facciamo, però non è un servizio così tanto diffuso. Probabilmente c'è un costo, anzi no, siccome non lo facciamo gratis c'è un costo ovviamente, però è utile. Noi lo facciamo per più società di leasing. Ora, tralasciate il fatto che lo facciamo noi, perché come lo facciamo noi lo fanno tanti altri. La certificazione del bene antistipula è un modo per combattere le truffe. Tra l'altro non è necessario alla fin fine farlo a tappeto, perché nel momento in cui si diffonde la voce che quella società di leasing adotta questa metodologia a campione, il rischio di incappare in una cosa del genere diminuisce. Perché? Perché la malavita andrà a cercare di fare contratti non con quelle società che in qualche maniera possono attuare queste forme preventive. E quindi questo è un aspetto. Io mi domando perché questa prassi non si diffonde di più, per evitare anche questi problemi. Ora prendiamo il caso della macchina sinistrata che viene rimatricolata. Beh, a parte dov'è il problema? Il problema è che il bene non esiste. Questo è il problema più grosso. Finché pagano, però voglio dire, non è che si può dire finché pagano, perché comunque non è un contratto lecito. Poi c'era un altro aspetto, quello dei GPS. Anche quello. L'installazione di GPS su targati o imbarcazioni. Io mi ricordo mi hanno mandato delle società che ci hanno mandato a rintracciare imbarcazioni. Io non so se voi avete idea, ma penso di sì. Cosa voglio andare a dire? Andare a cercare, ma neanche un'imbarcazione piccola, una di quelle grandi, nel Golfo di Napoli. Mostruoso. Perché tradarsene, grandi, piccole, non c'è registrazione, non c'è nulla, spariscono come niente. Il GPS aiuta, il GPS localizza. Io recentemente sono venuto a conoscenza, tramite Unicredit, di una metodologia che permette con delle società ad hoc di monitorare la localizzazione delle auto. Questo è un servizio che viene reso dalle società di leasing a favore del cliente, non viene fatto per, come si dice, contrastare le truffe, viene un servizio fatto dal cliente che tra l'altro abbatte anche i costi di assicurazione, dico bene? Dico bene. Dovrebbe essere diffuso su tutti i beni questo metodo, reso come servizio e cosa che vi permetterebbe a tutti coloro che fanno targato o comunque un bene registrato di combattere le truffe, ma non solo le truffe, ma anche le appropriazioni indebite. Non solo, anche a bloccare il bene, a sapere dove si trova il cliente. Non capisco le resistenze, non capisco la ratio nel non adottare a tappeto queste metodologie. Per uno che come me, io sono 35 anni che lavoro nel leasing, tra una roba e l'altra, ma molti di voi lavorano altrettanto tempo e io onestamente non riesco a capire perché non si faccia. Non ci sono problemi economici sotto questo profilo, c'è solo la volontà probabilmente. Però tutte queste cose qui io le giro all'avvocato Trunfio e al dottor Frigerio con l'assistenza di Gasser. Prego. Allora, innanzitutto volevo ringraziare pubblicamente Gasser semplicemente perché da un po' di anni che ci conosciamo e che stiamo tentando praticamente di fare un po' di chiarezza e di mettere un po' di luce all'interno di un sistema praticamente che spesso e volentieri viene messo in essere da associazioni di carattere malavitoso, perché tendenzialmente concordo con il dottor Canciani sul discorso del GPS che può andare a porre in essere delle azioni che tendono a limitare queste tipologie di comportamenti, però quando si ha a che fare con la delinquenza abituale tendenzialmente l'individuazione e l'attività di prevenzione inizia a essere leggermente più difficile e provo a spiegare un attimino il perché.
il fenomeno che si è registrato nell'arco degli ultimi anni, soprattutto a crisi inoltrata, è quello di associazioni di carattere malavitoso che entrano proprio all'interno di società che hanno difficoltà finanziarie, acquisendo anche delle quote societarie. Dopodiché la prima regola è individuare gli asset che possono essere immediatamente liquidati, quindi gli asset vendibili, tra questi i beni mobili registrati, il parco veicolare, soprattutto se hanno un parco veicolare importante. Prima regola importante è pagare sempre il contratto di leasing. Dopodiché fare una differenziazione tra periodo precedente a luglio 2014 e periodo successivo a luglio 2014. Perché dico questo? Perché nel luglio del 2014 purtroppo in Germania e in altri paesi europei viene data la possibilità di andare ad effettuare un'immatricolazione di un bene, seguendo quello che diceva il Gasser poc'anzi, sulla base del semplice libretto di circolazione e di non più ad avvenuta radiazione nel paese di origine, quindi la radiazione diventa un atto successivo, non un atto precedente, mentre prima la regola era per immatricolare in Germania devi portare e devi aver con te, devi esibire la carta di circolazione, non il certificato di proprietà, quindi il solo libretto di circolazione, ma devi avermi dimostrato di aver radiato nel tuo paese di origine il cespite, l'asset, di averlo cancellato dal pubblico registro automobilistico, e per cancellarlo c'erano tutta una serie di falsi documentali che venivano perpetrati nel paese di origine. Oggi invece, dopo luglio 2014, basta semplicemente andare con il libretto di circolazione e cambiare l'intestatario del veicolo. Quindi spero che concordiate con me sul fatto che pagando il contratto di leasing la società di leasing non ha nessun alert su quel cliente. Nel frattempo potrebbe avere un controllo GPS, ma posso inserire e mettere come sistema di allarme ogni qualvolta un mio asset va in Germania che devo partire un controllo? È impensabile. Riceverei, soprattutto per chi ha un portafoglio automotive molto consistente, 8.000 allarmi quotidianamente, ogni giorno, quindi il GPS mi è di aiuto sicuramente, ma non nei confronti della delinquenza abituale, perché in questo preciso momento il cliente paga il leasing, è in Germania, ha il libretto di circolazione per poter circolare e non deve radiare il veicolo, lo riesce ad immatricolare in Germania. Dopodiché un passaggio importante è quello del terzo in buona fede, perché le organizzazioni hanno delle autosaloni specifici di riferimento che immediatamente organizzano la vendita nei confronti di un terzo in buona fede, il quale, in buona fede o presunta tale, viene tutelato dal diritto tedesco. Quindi il diritto tedesco nell'immediato va a tutelare di fronte al reato di appropriazione indebita i diritti del terzo in buona fede, anche laddove la società di leasing dovesse essere edotta di quella tipologia di reato e dovesse presentare un'appropriazione indebita in Italia. Il magistrato tedesco rigetterebbe qualsiasi tipologia di azione effettuata dalla società di leasing italiana perché c'è un terzo in buona fede e il diritto del terzo in buona fede è superiore. È capitato moltissime volte nella mia esperienza di aver affrontato questa strada, di essere sempre stato soccombente. L'unico diritto che viene tutelato in Germania è quando il reato originario in Italia è il furto. Quindi sinceramente siamo molto preoccupati. Nel settore dei veicoli commerciali, del quale mi occupo e mi interesso, questo è un fenomeno che è marginale, ma nel settore degli automotive, soprattutto per quanto riguarda i beni, le auto di lusso, è un canale che le associazioni di carattere malavitoso stanno percorrendo perché porta immediata liquidità. Quindi questo è un po' il quadro che è agghiacciante, perché è un paese civile come la Germania, che poi naturalmente noi ci siamo trovati anche in un paio di occasioni con Gasser e con l'Interpol in appositi incontri a parlare anche, ma Gasser
lo fa quotidianamente, credo, a parlare con i colleghi tedeschi, non c'è nessun intervento naturalmente di carattere normativo, perché da una parte ci troviamo di fronte all'assenza in Italia di un certificato di proprietà che presenta il T1 e il T2 e che l'assenza praticamente di un documento in Italia permette una semplice immatricolazione in Germania. Quindi dovremmo cercare, ne parlavamo prima anche con il dottor De Candia, di capire quali sono i numeri naturalmente di questa tipologia di fenomeno, perché ognuno ha una visione parziale di quello che è il proprio portafoglio, ma una visione globale credo in questo momento non ci sia, o almeno io non ce l'ho, e per capire poi se invece possono essere adottate delle modifiche preventive che impediscano questo flusso illecito di beni mobili registrati verso l'estero. C'era una richiesta di un microfono per cortesia. C'era una richiesta di... Buongiorno, mi chiamo Ravizza di Cobra Italia e siamo coloro che gestiscono attraverso degli apparati satellitari i beni di Unicredit. Oggi come oggi esistono degli strumenti che permettono di sapere molto rapidamente innanzitutto l'espatrio dell'autovettura e un controllo puntuale dell'automobile che rimane 1, 2, 3, 4 giorni ferma in una città estera permette di andare a vedere anche se dove è ferma l'autovettura è una concessionaria. E più di una volta siamo intervenuti prima che l'automobile potesse essere ceduta al terzo in buona fede. In questa maniera spesso e volentieri siamo riusciti a salvare delle automobili anche in Germania, che è la nazione dove meglio si perpetrano questi reati. Ecco, semplicemente questo. Come Unicredit stiamo puntando sempre di più su questi sistemi, perché il discorso in generale è quello che tutti ci diciamo: il mondo sta cambiando e problematiche di trasfrontaliere, di recupero beni, quindi problematiche sia logistiche, sia informative, sia giuridiche, sono sempre più frequenti. Quindi come Unicredit stiamo attivando tutta una serie di iniziative volte alla maggior tutela dei beni, per esempio con l'installazione dei satellitari. Satellitari che, e mi riaggancio a quanto detto dal dottor Di Candia stamattina, il discorso è quello comunque di vederli come servizi, perché il cliente è comunque è un servizio, il satellitare, che viene fornito sulle flotte aziendali, che viene fornito anche appunto adesso il satellitare lo installiamo sulle autovetture, chiaramente sui trucks, sul nautico, e ultimamente stiamo sempre di più valutando anche sullo strumentale gommato, in modo da avere anzitutto maggior conoscenza della localizzazione del bene in caso di recupero, ma sicuramente anche quello di fornire una serie di servizi che possono essere integrati per il cliente. L'approccio non deve essere dobbiamo pagare pure il bollo, ma siamo una società di leasing che deve fornire a tutto tondo una serie di servizi al cliente che devono essere il più possibile anche in linea con i tempi. Dopodiché certamente c'è sempre di più una necessità, per esempio a livello europeo, di avere tutta una serie di doveri europei e non sempre una serie di benefici o addirittura diritti europei. Questo è un tema che sicuramente andrà sempre di più affrontato. Il tema che veniva riportato adesso, visto lato Germania, è noi ci siamo semplificati la nostra burocrazia, abbiamo sveltito le pratiche e quindi siamo più efficienti. Lato Italia non vi siete adeguati, che dovevano esserci due componenti della carta, e quindi il problema è Italia, non è tanto Germania che ha una legislazione
diverse. Tra l'altro la direttiva, l'abbiamo visto prima, nasce non l'altro ieri, ma nasce in tempi tali per cui i Paesi membri potevano adeguarsi. Questo è tutto un altro tema che secondo me si svilupperà sempre di più, sia perché appunto le associazioni criminali sono sempre, anche per loro è cambiato il mondo e quindi sono sempre più internazionali, sono sempre più abituate a utilizzare queste pieghe normative tra l'Italia, la Germania, la Francia. Ci avviciniamo a prima questa cosa di specializzazione anche legale nel recupero era valida molto di più sul nautico, dove ci sono una serie di particolarità. Adesso si sta sviluppando anche questa tematica transnazionale. Quindi i temi da affrontare nel caso del recupero dei beni sono numerosi. Oltretutto l'ambito di applicazione, proprio perché il mondo in cui ci troviamo è un mondo, l'abbiamo visto oggi anche dalle immagini del PIL, un mondo che ha dei problemi, e quindi il tema recupero crediti e recupero beni, lo sappiamo tutti, è diventato sempre più forte. E l'esempio che faceva prima il collega di società che hanno dei problemi finanziari, che vengono avvicinate dalla malavita, la malavita entra anche con quote societarie e a quel punto gestisce l'azienda in modo malavitoso, fa sì che anche tutti quei sistemi di controllo, di monitoraggio previsti dalle società di leasing, dove essenzialmente fino a qualche anno fa se il cliente pagava andava tutto bene. Adesso vanno messi in cantiere anche informative come possono essere quella rappresentata prima da Cobra, che se la macchina va all'estero e resta in una posizione strana per un certo periodo di tempo, un punto di domanda, un pallino rosso si accende prima ancora che succedano altri eventi di natura contabile. Sì, il tema è quali alternative, questo del GPS è un'alternativa, però mi ricordo che l'avvocato Trunfio voleva portare degli esempi, se non sbaglio, di qualcosa che succede all'estero. Sì, no, volevo un attimo parlare anche di un altro tema, perché tendenzialmente in Europa si inizia a affrontare questa tematica immediatamente dopo la liberalizzazione delle frontiere sostanzialmente, e 4 paesi, tra i quali il Belgio, l'Olanda, la Germania e il Lussemburgo, nel 1994 stipulano un trattato che era il trattato di EUCARIS, che dovrebbe essere European Car Identification System, all'interno dei quali vanno a stabilire quelle che sono delle linee guida di scambio di informazioni per la libera circolazione di autovetture tra questi paesi e per le informazioni in merito alle patenti di guida. Un sistema naturalmente che permetteva di avere in tempo reale tra questi paesi delle comunicazioni finalizzate a reprimere questa tipologia di comportamenti. Successivamente nel 2005, se non sbaglio, c'è stato un altro trattato, che è il trattato di Prüm, che aveva lo scopo specifico di andare ad limitare reati contro la criminalità e per quanto riguarda i reati sostanzialmente perpetrati a livello internazionale, e che ha anche preso in considerazione questa tematica. L'Italia che cosa ha fatto in tutto questo? È entrata a far parte di EUCARIS e ad interessarsi nel corso del 2008, gli altri paesi erano nel 94, e semplicemente nel febbraio del 2014 il Dipartimento dei Trasporti Terrestri ha dato la possibilità non solo alla Polizia Giudiziaria ma anche alla motorizzazione di accedere a dei dati che potessero identificare il veicolo. Il problema però è classico italiano di interpretazione, perché in questo momento in Italia, per un problema legato alla legge della privacy, i dati che si possono consultare sono
limitati al veicolo, non all'intestatario del veicolo. Quindi da un punto di vista di carattere normativo sembra che una mano ce la possa dare il sistema Eucaris, ma siamo ancora in attesa di vedere poi l'effettiva applicazione e manca una norma di attuazione di quel trattato europeo specifica che ci aiuti in tal senso. Un invito invece molto importante che volevo fare è questo, perché spesso e volentieri noi collection manager facciamo pure delle valutazioni di carattere utilitaristico e un utilizzo, me lo permetta Gasser, strumentale delle forze dell'ordine, nel senso che quando arriva una segnalazione dalle sirene che un bene si trova in Romania, ad esempio, il primo conteggio che facciamo è: quanto mi costa per riportarlo in Italia quel veicolo e qual è il suo valore commerciale? Non andiamo a capire che c'è un reato, c'è una persona che ha commesso un reato, c'è un organo di polizia giudiziaria che sta investigando e dobbiamo supportare, anche se i costi di questa tipologia di intervento non sono a nostro vantaggio, quell'operazione, per andare naturalmente a non vanificare poi l'operato di chi invece effettua, l'operato degli operatori di polizia giudiziaria. Quindi volevo invitare naturalmente tutte le società di leasing ad non effettuare una valutazione di mero carattere economico e di continuare poi lo svolgimento delle operazioni di recupero di quegli asset. Naturalmente laddove dovesse essere molto oneroso, perché poi è prassi consolidata di andare a fare le traduzioni asseverate di quella che è la denuncia querela, di andare a fare il dissequestro e il rimpatrio, e le società specializzate naturalmente sono poche all'interno di questo settore e i costi iniziano ad essere particolarmente elevati. Invito tutti voi invece a munirvi di partnership in vari paesi locali e trovare delle strutture di remarketing locali, perché in questo modo riusciamo a supportare la polizia giudiziaria all'interno della loro azione e a ridurre quelli che sono i nostri costi di gestione. Poi è poco attinente al tema forse, o diciamo che lo è in un certo modo. Avevo portato, perché era proprio di qualche giorno fa, io sto lavorando molto all'estero in questo momento e avevo portato quello che era un filmato che dura esattamente 50 secondi, niente di più, su come avviene in una nazione che viene all'opinione di tutti considerata come distante anni luce da quello che potrebbe essere l'Italia, sia per un quadro normativo che per tipologia di sviluppo economico. Parlo della Romania, un'azione civile di recupero di un asset. È un video in presa diretta che mi è stato inviato dalla nostra società di repossession in Romania, ma volevo condividerlo con voi. Se può andare. Quindi un'azione civile di recupero del credito, un decreto, una forced execution, viene naturalmente eseguita da un corpo speciale della polizia giudiziaria. È un'immagine forte per me che non ci sono abituato e non sono abituato a vedere dei risultati immediati sul discorso del recupero degli asset a seguito di un'azione civile, perché parliamo di un'azione civile. Quello che volevo trasmettere è semplicemente che spesso e volentieri non dobbiamo temere di andare a effettuare azioni di recupero o anche azioni giudiziarie in paesi che possono sembrare, secondo quella che è la nostra opinione, in paesi nei quali avremmo dei difficili risultati, perché ho visto nell'ambito soprattutto degli Est Europe un'organizzazione che spesso e volentieri è più efficace di quella italiana. C'è qualche domanda? Prego.
Buongiorno, io lavoro per FGA Capital nel settore delle risoluzioni contrattuali a seguito delle quali denunciamo per appropriazione indebita i nostri clienti in contenzioso. Volevo sapere se, analogamente a quello che avete detto per le esportazioni in Germania, esiste un fenomeno anche verso l'est europeo, la Romania in particolare, perché ci sono capitati diversi casi, sia per quanto riguarda il prodotto del leasing che per quanto riguarda il prodotto del noleggio. Allora, per quanto mi riguarda sul settore dei veicoli commerciali, no, assolutamente no, sinceramente credo e vedo abbastanza difficile l'immatricolazione in Romania di un bene proveniente dal mercato italiano. Poi tutto è possibile perché la percentuale di corruzione in Romania è leggermente superiore rispetto a quella di altri paesi, però se volessimo invece eseguire le norme di immatricolazione previste dalla legislazione locale non potremmo farlo se non mettendo in essere dei comportamenti di carattere fraudolento, ma di filoni, almeno nel mondo dei veicoli commerciali, verso la Romania non ne ho visti. Semplicemente posso dire che è in crescita invece il filone Svizzera, ne parlavamo ieri, come paese di intermediazione, perché la destinazione finale poi sono altre, ma in questo momento per fare delle immatricolazioni e delle vendite a terzi in buona fede si sta utilizzando per lo più o la Svizzera o la Germania, che i paesi dell'est. Però molto probabilmente credo che Gasser abbia forse qualche informazione in più. Bene. Pronto? Ecco. Allora, per il fenomeno Romania ovviamente sicuramente dal punto di vista nostro è sicuramente in crescita. Per l'immatricolazione dei veicoli italiani in Romania tante volte si appoggiano proprio tutti quanti alla Germania, perché in Germania è facile acquisire documentazione di esportazione, le cosiddette targhe, all'epoca si chiamavano targhe Zoll, adesso hanno un riquadro rosso alla fine con una data di scadenza. Avere una targa del genere, insomma, non è necessario avere tanta documentazione. Quindi il più delle volte attraverso la Germania i documenti vengono ripuliti e a quel punto, insomma, è facile l'immatricolazione in Romania. Cosa che avviene anche, tra l'altro, con l'Austria. In Austria bisogna capire che non è la motorizzazione che provvede all'immatricolazione, ma sono le assicurazioni che matricolano. Ancora più difficile. E un'ultimissima cosa, perché ero stato un paio di volte perché abbiamo seguito un'operazione un po' importante che aveva fatto una triangolazione Italia, Olanda, Dubai per alcuni veicoli. Ero stato nell'Interpol e mi diceva praticamente il funzionario dell'Interpol che arrivano tantissime richieste da parte dell'Interpol per beni praticamente registrati in Italia e rinvenuti all'estero, ma anche la polizia giudiziaria non riesce a dedicare quelle che sono le forze, le risorse necessarie a questa tipologia di posizioni. Quindi mi chiedevo, e questa è una domanda per lei, è ancora così? Perché 2 anni fa non c'era il personale che potesse andare ad affrontare tempestivamente anche all'interno della polizia giudiziaria questa tipologia di richieste che arrivavano dall'estero di beni rinvenuti in Europa o anche in altre nazioni extra UE, e la richiesta che devono essere evase entro 2 o 3 settimane, quindi l'operazione di rintraccio che lei diceva della società di leasing, però spesso e volentieri, o meglio il funzionario aveva lamentato una carenza anche di personale interno per poter far fronte al numero di richieste crescente. È cambiato qualcosa? Ovviamente il flusso delle informazioni per quanto riguarda i veicoli recuperati nell'ambito Schengen deve avvenire attraverso il canale Sirene. Questo è previsto ovviamente per i paesi Schengen. Al di fuori di questi paesi è Interpol che segue le azioni, per cui entrambi gli uffici, che ormai si sono raggruppati diciamo quasi in un unico ufficio a Roma, devo dire che sono in sotto-organico e non ce la fanno ovviamente a confrontare, cioè a supportare tutte queste richieste che pervengono dall'estero.
tante volte ovviamente ci troviamo in difficoltà perché specialmente con la Germania che impone un termine per la risposta, non c'è modo insomma di rispondere in questi tempi che ci vengono imposti. Anche perché bisogna capire, la Germania scrive in tedesco oppure in inglese all'ufficio Sirene di Roma, da lì poi ovviamente l'ufficio deve tradurre in italiano, mandare all'ufficio inseritore della ricerca e diventa una cosa molto più lunga, insomma molto più complicata, per cui è impossibile insomma recuperare il mezzo a quel punto. Insomma, tante volte questi mezzi vengono poi anche, cioè l'autorità giudiziaria tedesca restituisce questi mezzi proprio agli ultimi detentori in Germania. Bene, io direi dobbiamo concludere adesso questo intervento. Ringrazio il signor Gasser, il dottor Frigerio e l'avvocato Tronfio, al quale vorrei un applauso per il loro intervento, grazie.